Buongiorno da Leandro Maggi. Decisamente il fatto del giorno è questa invasione da parte della Russia in Ucraina. E c'è una grossissima comunità di persone che lavorano appunto nel nostro territorio, specialmente qua a Taglio di Po, e quindi adesso vogliamo sentire un po' l'opinione di persone ucraine o ucraine che abitano nella nostra città e sentire il loro stato d'animo, cosa pensano di questa invasione. Per quanto possiamo fare, proviamo a capirne un po' di più. Qua a Taglio di Po, con questa comunità, una rappresentanza della comunità ucraina, signore che lavorano in Italia da un po' d'anni, quindi già si sono integrate, anzi vi ringraziamo per le cose che fate e l'aiuto che date a noi italiani. Naturalmente questa guerra ha preso anche voi in contropiede, penso, e penso non ve l'aspettavate. Voi in Ucraina lasciate cosa? Figli? Figli, nipoti, anche genitori. Ma voi siete nella zona del Donbass? No, distante. Quindi non siete nelle repubbliche autonome che sono collegate con la Russia? Volevo chiedere, ma il rapporto con la Russia com'è? O perlomeno com'era? Era ancora considerata un partner ideale, soprattutto una grande mamma, come si definiva? No. Sì, i vostri rapporti erano già molto freddi. Sì, no, troppo. Perché freddi? Non sono freddi, perché non possiamo separarci, perché mio fratello abita a Crimea, Russia. Ed è Russia. Mia zia abita a Russia, città Krasnodar, e questa è Russia. Anche i miei nipoti, anche i figli di mio cugino, anche mia mamma è nata a Russia, capito? Solo sposata un ucraino uomo e vive in Ucraina. Ma non possiamo dire siamo nemici, siamo parenti. Noi siamo parenti, Cosa anche fa noi Putin? parenti. Scusa. C'è in Moskva, c'è in Certo. Russia e anche loro parenti c'è da noi, perché prima siamo stati uno stato sovietico. Dopo 30 anni fa siamo liberati. le nuove generazioni sentono ancora quel legame oppure è una di queste le cause? Cioè, i giovani si sentono ancora collegati con la Russia o un po' meno di No. Assolutamente no. No. E può essere questo uno dei motivi anche di attrito? Lui Putin vuole prendere tutta Ucraina. Tutta Ucraina. Noi siamo Ucraina, gente ucraina, c'è gente di pace, noi siamo fratelli con tutti. A loro c'è, noi siamo Repubblica di Democrazia, a lui c'è provocatore, lui solo dice io ho detto dittatore, ecco, dittatore, lui c'è dittatore. Però non è così, Ucraina, noi siamo visto liberi, pure questa qua c'è tanta bugia che sopra il nostro paese, non è vero, non è così, non c'è questa qua tutta povertà, noi siamo tutti lavoratori, vogliamo vivere bene, figuratevi, io ho 20 anni qua. Ho lasciato mio figlio, era piccolino, non ho visto quando è cresciuto, 17 anni ha avuto mio figlio. Poi sempre Ucraina ha peggiorato, più gente è andata, però speriamo che un giorno ritorniamo alla nostra Ucraina. Adesso perdere tutto, ma stiamo scherzando? Non lo so, tutto il mondo non può fermare una persona. Quindi dice ci sono responsabilità anche da parte di noi occidentali, della Cina, di tutti i paesi del mondo. Come il nostro presidente ci ha detto, siamo rimasti soli. Voi avete visto come è cominciato Putin dalla Repubblica di Cecenia, quando erano morti uomini, donne, bambini, ma stiamo scherzando. Poi Repubblica Georgia, come è fatto? Con tutti, adesso con l'Ucraina, ma stiamo scherzando, tutti devono stare zitti. E voi credete che lui si ferma fino al Lvov? No, lui non si ferma perché lui vuole fare l'Unione Sovietica altra volta. Grosso problema. Tutta Europa, anche Italia, anche Portogallo, tutti, abbiamo tutto il mondo, altra vita. Vogliamo che Europa chiude tutta Europa. Queste aerei non buttano bombe che danno
aiuto, un appoggio, perché non solo noi in pericolo, è pericolo tutto il mondo. No, guarda, bombe visto non possono dare perché lui cosa ha detto? NATO non può entrare, se entra NATO si scoppia tutta la guerra mondiale. Sì, pure ha ragione. Però sanzioni, queste qua sanzioni, alcune persone, loro mettono, alcune persone che capiscono, noi non capiamo, sappiamo sanzioni, siamo contenti, però queste sanzioni, cioè, ridicoli per Sì, noi. bravo, è vero. Sanzioni una persona o due che non può entrare in Italia, questo non è un sanzione. E devono essere sanzioni reali, un aiuto. Beh, a dire il vero le sanzioni hanno sempre fatto molto poco. Quindi, signore, io vi ringrazio. Innanzitutto vi ringrazio perché state facendo un servizio al nostro paese da questi anni e questo da italiano vi ringrazio per questo. Speriamo di ritrovarci fra un paio di giorni che tutto è risistemato. Va bene? Speriamo. Se stanno vivi i nostri... Lui non ferma mai, lui non ferma mai. Io non sono ucraino, ma sono solidale col popolo ucraino. Va bene?